La scuola non si ferma, in accordo con il Ministero dell'Istruzione, da oggi la RAI accompagnerà gli studenti e i docenti in questo momento particolare della vita scolastica. Vediamo come, con Daniela Bisogni. RAI, il servizio pubblico per l'istruzione, sulla scia del successo del sito RAI Scuola, che solo nel mese di marzo ha superato 10 milioni di pagine viste. Così l'offerta si arricchisce di nuove lezioni realizzate direttamente da docenti per aiutare gli studenti a prepararsi per l'esame di Stato. Come e dove nascono le stelle? Dal 27 aprile, tra l'altro, RAI Scuola proporrà scuola, casa, maturità, tutti i giorni dalle 10 alle 15, 2 lezioni di 30 minuti tenute da docenti universitari. Hallo, guten Tag. Su RAI Storia parte il 13 maggio in prima serata prove di maturità, in onda il mercoledì alle 21:10 per 10 puntate. Dal 20 aprile su RAI Gulp, dal lunedì al venerdì alle 9:15, 3 ore al giorno di scuola per bambini e ragazzi con la banda dei fuoriclasse. Cercheremo di fare un viaggio attraverso tutte le materie. Un'occasione per la RAI per riscoprire quel valore pedagogico che ebbe negli anni 60 con le lezioni di Alberto Manzi, che consentirono a 1,5 milioni di italiani di ottenere la licenza elementare e imparare a leggere e a scrivere. Ha 82 anni. A novembre ha cominciato il nostro